Allora, prima di sentire l'intervista è stata fatta anche all'Elena Di Gregorio, Rosanna Bettella. Ci sono diverse questioni che dobbiamo anche affrontare insieme. Volevo fare un cenno anche alla giornata internazionale, perché va bene, abbiamo parlato, per carità, esatto, domani è la giornata sera, internazionale esatto, contro la violenza sulle donne, quindi è sempre per noi un appuntamento molto, molto importante, anche se comunque tutti i giorni bisogna denunciare questo fatto, no? Perché non è che si può relegare solo al 25 di novembre, però insomma vicino a questa data si concentrano anche tante iniziative dei nostri coordinamenti Donne SPI, ed è anche bene insomma dare merito alle compagne pensionate che si sono rese attive e si danno disponibili. Da fare, proprio perché sono anziane, perché sono pensionate, perché hanno tante esperienze, ci tengono a raccontare alle giovani, no? alle donne giovani, di cosa devono stare attente, no? E denunciano con molta forza questo fatto che bisogna che il governo, che lo Stato, ma soprattutto la società, le persone, gli uomini, no? E le donne, rispetto a questo tema abbiano un'attenzione, che le donne incomincino davvero a denunciare. Ecco, abbiamo delle locandine delle varie manifestazioni territoriali, non abbiano che ci il sono sul timore di territorio, farlo, no? perché ancora, siccome il 90% diciamo delle violenze avviene nell'ambito familiare, questo crea quello che noi chiamiamo l'alleanza vittima-carnefice, no? Per cui la vittima, la donna, addirittura si vergogna a denunciare perché pensa di essere lei la colpevole delle situazioni e delle questioni di cui il maschio la accusa. E allora, per esempio, questa è un'iniziativa che sarà fatta domani a Belluno, viene aperta la sede per tutta la mattina per dare informazione alle donne, a chi possono rivolgersi, e hanno per questo invitato le rappresentanti dello sportello donna, rappresentanti dello stesso comune, dell'amministrazione comunale, e quindi insomma uno SPI aperto, no? Nei vari territori provinciali, quindi che si fa promotore di informazione diffusa per le donne della città di Belluno. Questo invece è il flash mob che si farà invece a Padova domani pomeriggio, è ormai un appuntamento che ad ogni 25 novembre si rinnova. Nel pomeriggio. Importante è qua a Padova un fatto, non abbiamo la locandina, ma lo dico perché è un evento importante, che durante la partita di rugby Sudafrica-Italia sarà consegnato un premio al Centro Veneto Progetti Donna, che è lo sportello antiviolenza qua di Padova, ed è per merito della rete, se non ora quando, di Padova, in cui è dentro anche la CGIL e lo SPI CGIL, si è arrivati insomma a questo risultato, per cui che un evento internazionale, no, perché si gioca qua a Padova la partita, abbia questo momento che ricorda questo fatto, insomma per noi è un risultato davvero molto, molto importante. Ecco, a questi centri antiviolenza c'è personale specializzato, ci sono persone che possono dare supporto, qualificate? Naturalmente i centri antiviolenza vivono della solidarietà e delle convenzioni che fanno eventualmente con le amministrazioni comunali. Operano dentro psicologhe, educatrici, avvocate, per cui c'è tutta una rete di professioniste che possono dare una mano, e quindi davvero l'appello è alle donne che sono vittime di violenza dentro alle mura domestiche, ma anche magari di stalking fuori, con l'ex partner, con i colleghi di lavoro, che so io, a rivolgersi con tranquillità. Un altro presidio importante sono i consultori familiari,
che poi collaborano anche loro con i centri antiviolenza proprio per affrontare al meglio queste situazioni. Insomma c'è grande disponibilità, qui vediamo la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci, lunedì 27 novembre ore 16, questo invece è a Favaro Veneto, quindi sono tante anche le locandine. Sì, sono in tutte le province, addirittura in comuni delle varie province. Le compagne si sono date molto da fare, insomma, e hanno organizzato ma al di là dell'evento in sé per sé, far capire insomma, che ci sono persone che si occupano di questo, che possono dare una mano, che sono persone che hanno competenza, esperienza nel settore, possono dare un aiuto molto riservato. Questo è fondamentale, insomma, è fondamentale costruire la rete. Questo per esempio era a Verona il 25, proprio in Piazza Bra, tutte le associazioni, quindi anche la CGIL e lo SPCGIL, ma anche tutte le associazioni di donne, sono tutte insieme in piazza proprio a denunciare, anche assieme all'amministrazione comunale. Perfetto, quindi quello sono tante organizzazioni tutte unite, SPCGIL in qualche modo coordina il tutto, si fa portavoce, siamo presenti con forza, con tante compagne e insomma con la nostra determinazione. Allora riprendiamo, proprio perché ormai siamo in chiusura, l'intervista alla segretaria regionale generale dello SPCGIL del Veneto, Elena Di Gregorio, fatta sempre in occasione di questo incontro con anche le rappresentanze governative. Prima abbiamo sentito l'onorevole Damiano, vediamo che cosa ci dice al riguardo di questo momento importante sulla questione pensionandi-pensionati. Un convegno molto partecipato oggi, un confronto tra governo e sindacati per discutere sulle pensioni. Il tema delle pensioni è centrale nella vita del Paese e noi rappresentiamo la categoria dei pensionati che sono direttamente interessati per quanto riguarda il tema del potere di acquisto delle pensioni, la salvaguardia di una vita dignitosa e un'anzianità dignitosa, ma noi siamo anche consapevoli come pensionati che il futuro del sistema previdenziale pubblico si basa sul futuro dei giovani, delle giovani generazioni, ai quali bisogna garantire un lavoro sicuro, un lavoro correttamente retribuito, in maniera tale che possono avere poi delle pensioni dignitose. Quindi noi teniamo assieme sempre le pensioni con il lavoro, perché sono i temi centrali per lo sviluppo del nostro Paese. Una società nella quale gli anziani sono costretti a lavorare e i giovani sono tagliati fuori dal mondo del lavoro è una società che non ha futuro, è un'assurdità. Per questo noi chiediamo al Governo e al Parlamento che si modifichi l'attuale legislazione, che si blocchi l'aumento automatico per tutti, indistinto, dell'età pensionabile, perché i lavori non sono tutti uguali, e che si riconosca e si valorizzi il lavoro di cura che è sulle spalle delle donne. Le donne sono le più penalizzate, dal 2018 avranno la stessa età pensionabile degli uomini e l'età pensionabile più alta d'Europa. Non c'è nessun riconoscimento per un lavoro che ha un valore sociale, che è quello di cura dei figli, degli anziani non autosufficienti, di chi ha handicap. Questa è una cosa che non è sostenibile. Ecco, questo grido d'allarme arriva soprattutto oggi che si tende ad aumentare ancora l'età pensionabile. Sì, ma è una cosa assurda, perché appunto più le persone restano al lavoro, al di là che si rovinano la vita, perché poi si arriva ad andare in pensione che si è malati, non ce la si fa più e quindi non ci si gode neanche la pensione, ma soprattutto facciamo da tappo ai giovani che non entrano nel mondo del lavoro. In Italia c'è un tasso di disoccupazione giovanile che è la più elevata ed è una cosa assurda. Il nostro Paese per crescere ha bisogno dell'energia, del pensiero delle giovani generazioni. Noi non possiamo, stiamo diventando un Paese di vecchi che tratta male i vecchi e che non guarda ai giovani e non parla ai giovani. Per questo noi ci battiamo, perché abbiamo uno sguardo al futuro. Noi vogliamo una società che sia più giusta, in cui le disuguaglianze vengono diminuite, e invece stiamo continuando a fare cassa sulle pensioni, a far pagare sempre più tasse al mondo del lavoro e ai pensionati e a rendere un sistema che socialmente è ingiusto.
Siamo in chiusura, che cosa possiamo dire ancora? Qui è sottolineato anche l'aspetto delle donne che saranno ulteriormente penalizzate. Sono penalizzate e saranno molto di proprio più perché anche domani è la giornata, sono anche quelle più mazziate, no? La giornata internazionale contro la violenza sulle donne, però riprendo il tema che adesso parlava la nostra segretaria, che è quello del lavoro di cura. È davvero un fatto strano, no? Viene riconosciuto nell'app social il lavoro di cura, e quindi se una vuole andare, come dire, avere questo anticipo pensionistico e invece non viene per lo stesso problema, perché una ha questo doppio lavoro di cura e lavoro fuori, poter avere questo rallentamento dell'andata in pensione. Ecco. Per noi è davvero una cosa che non capiamo, insomma, perché c'è questo accanimento contro le donne. Forse davvero sono maschi e non se ne rendono conto. Allora, dobbiamo chiudere. CGIL da sola o CGIL con altre parti sindacali? Perché Cesare Damiano ha detto scelta autonoma del sindacato. Prima. Sì, noi lavoriamo come pensionati, abbiamo un tavolo unitario, ancora è un po' traballante, ma diciamo che noi ci teniamo a conservarlo, perché partiamo dalla considerazione che uniti si vince. Questa è una regola generale e vorremmo che questa fosse una regola applicata per a tutti. ottenere qualche cosa. Certo. Allora, auspicando la prossima volta di darvi migliori buone notizie, naturalmente ringraziamo i nostri amici dello CGIL del Veneto, grazie a voi di averci seguito e aver partecipato, e come sempre scriveteci, scrivete alle sedi, fate verificare la vostra pensione, la vostra posizione pensionistica, è importante, a volte ci sono molti soldi che vi spettano di cui non ne siete neanche a conoscenza. Grazie ancora, buon proseguimento.